Buongiorno e buona domenica. Io oggi faccio rotofurno. E voi come chiamate? Noi a Napoli chiamiamo rotofurno che patani e pasieri. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Prima venite ingravattati perché mi fa male un po' la gola. Ho preso un po' di freddo nei giorni scorsi. Allora tenevo queste 3 belle fette di carne, così vedete? Le faccio belle piene di bacon. Le faccio tipo come fosse una braciola. Qua e adesso le vado a rotolare perché mi piace quel sapore di bacon che patana, è troppo bello. Adesso prendete un ruoto oppure se volete un contenitore di alluminio. Io già mi ero sbucciata patate e pomodorini e piselli. Ecco qua, bella francata. Così. Quando comprate le patate, assicuratevi che le patate non sono pigliate l'uno. Sapete che significa quando la patata è verde fuori e tiene i squigli? Sapete che cosa sono i squigli? Cioè che caccio che di figli piccirilli, la patata non è buona, quindi non le prendete. Poi ho preso dei pezzi di carne di muscolo, qualche salsiccio, dei bei pezzi di tracciulelle con il grasso, vedete? Perché si squaglia e viene troppo saporito. Ma all'ultimo a tutti ci mettiamo anche le bracciole con lo speck. A tagliare una bella cipolla con il sale, come sempre regolatevi voi. Olio abbondante perché dammi bello sugoso, se no viene sciacquato. Adesso con le mani, in mano me sono pulite e me la già mangiai. Ecco qua, a miscare, facete un bello misca francesco, in modo che si misca tutto cose. Ecco qua. Ed hai fatto tutto il misca francesco con le mani. Se le bracciole le volete fare, le fate. Se no potete usare pure solo la carne, se non ce la volete mettere la braciola. Io ce la metto perché è saporito. Ecco qua. Adesso mettete tutta la carne sotto e le patate sopra, così, e sistemate. Avete completato tutta l'operazione, prendete un po' d'acqua, lo mettete dentro al ruoto, così, un po' di carta alluminio e lo coprite e lo fate stare in forno per un'ora coperto a 180-190 gradi. Qua ragazzi è pronto. Tra un po' mi butto i mezzanelli spezzati pieni di parmigiano e pepe e margherita e vi auguro una buona domenica a tutti quanti.